Sono seconda e settima nel girone B della Serie C2, questa è la 17ª giornata, ma la classifica sicuramente oggi è quello che conta di meno tra Sporting Città di Fiumicino, Fiumicino 1926, semplicemente il derby. Buonasera e benvenuti allo Sporting Center. Ancora Conti, ha provato a servire Cianchetti, ma c'è la palla recuperata bene dallo Sporting che se ne va in contropiede in 2 contro 0, l'appoggio alla rete del vantaggio dei padroni di casa, palla recuperata sulla tre quarti, è il gol dell'1-0 dello Sporting Città di Fiumicino e la grande esultanza di Manuel Caparotta. Marco Filonardi, il rinvio pilotato col sinistro, l'appoggio di testa dove Di Matteo è attento, fa ripartire velocemente i suoi, contropiede 3 contro 2 dello Sporting, palla dentro, Simoni la gioca fuori ed è il gol del raddoppio, 2-0 Sporting Città di Fiumicino, azione perfettamente congegnata in contropiede, raddoppio. Ebbene, se ne va però alla grandissima Murro che ha lungolinea, il pallone che viene giocato dentro è quello del 3-0 dello Sporting Città di Fiumicino, cinico all'inverosimile in questo avvio e sono 3. Albani, in surplus Albani, scucchiaia dall'altra parte, un altro appoggio dentro e un altro gol in fotocopia dello Sporting Città di Fiumicino che fa 4-0, solita esultanza poi in panchina di Ureddu, quarto gol dei padroni di casa. Cabras in lunetta, sotto l'incrocio dei pali, il tiro di punta del capitano del Fiumicino 1926 che riaccende una speranza, 1-4. Yoshida si gira in un fazzoletto, Simoni lo manda ancora a terra e stavolta è giallo. Contino qui, impressione con fallo, è già il terzo. E non devono commettere quelli di Consalvo lo stesso errore del primo tempo, quello di andare, attenzione qui, la punizione battuta malissimo, dentro! E il 5-1 è il suicidio del Fiumicino 1926, ne approfitta Dintino su assist di Caparotta, 5-1. Capitano del Fiumicino 1926 ed è cartellino giallo nella circostanza. Quaderni servito, vuole far correre sulla fascia Murro che pesca dentro Ceccarelli, un'azione che è sintesi della gran partita che lo Sporting Città di Fiumicino sta portando a casa. Ora è 6-1 nel derby, che lascia palla a Cianchetti, gli ritorna Cianchetti da Conti. È il gol del 2-6, Conti dimostra comunque di crederci. Da Cabras da Conti che vuole girarsi sul sinistro e Yoshida, dopo la respinta di Di Matteo, 3-6, Fiumicino 1926. Fila l'avversario Simoni, se ne va Simoni, fino in fondo Simoni, sul palo incredibile da 1 metro, ancora il destro, poi alto, il contropiede di Cabras che la lascia malamente lì, allora ancora 3 contro 1 dello Sporting, dentro che riesce a salvarsi, poi Yoshida dall'altra parte, Cabras! L'occasione per riaprire la gara sui piedi del capitano, va fuori. Che poi forse cerca un fallo. Finisce col perdere il pallone. Simoni! Mette a sedere Filonardi con la suola. Scava deliziosamente la palla del 7-3 Sporting. Rimessa laterale. Serbari! Tutto solo. Se lo dimenticano, non lo guardano nemmeno. E Serbari chiude il conto. 8-3. Conti per Cabras, vince il primo rimpallo e infila il secondo pallone all'incrocio del suo match, è 4-8 Fiumicino. Palla lunga, qui Simoni e Cabras a contatto, sono ammoniti tutti e due. Cabras, il secondo giallo per lui e quindi è cartellino rosso. Accettato tra l'altro dall'ottimo Simoni che se la porta fuori, inutile il suo tentativo di trasformazione. È il secondo giallo ad allontanare il pallone Simoni, cartellino rosso per il numero 7. Conti in area di rigore una mischia, Conti la risolve sul palo ancora Conti, col gol che probabilmente non cambia la sostanza, ma è comunque il 5-8 del Fiumicino. Invio e infatti giunge il triplice fischio dell'arbitro, lo Sporting Città di Fiumicino da seconda della classe si aggiudica anche il derby di ritorno dopo quello dell'andata, oggi allo Sporting Center. 8-5 per i ragazzi di Consalvo contro quelli di Sannino.